Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buonasera dal Palasport dell'Antonianum, scusate, dove tra pochi minuti prenderà il via gara 2 della finalissima del campionato di Serie B femminile di basket. In campo le padrone di casa del basket Antonianum e il Nulvi rappresentato dal dirigente Stefano Rossi. Allora andiamo a presentare questa partita. Voi arrivate dal successo in gara 1, però questa Antonianum vi ha fatto sudare 7 camicie. Dopo ben 2 overtime è arrivata l'affermazione con 28 punti di Barbone e oggi si gioca insomma per non tornare un'altra volta a Nulvi, o meglio per tornarci con la serie in tasca magari. Sì, dunque intanto bisogna dire che l'Antonianum è una grossa società, devo dire, arriva da stagioni in Serie A e a livello nazionale. Noi abbiamo fatto questo campionato bellissimo dove abbiamo vinto 20 partite su 21 tra regular season e fase orologio e non era mai successo niente. Poi purtroppo nello sport ci sta, abbiamo avuto dei problemi tra infortuni vari, infatti Ponziani sedere in panchina con le stampelle, qualche altro acciacco che abbiamo recuperato ma non erano proprio a postissimo neanche sabato scorso. E niente, adesso speriamo oggi di giocare la nostra partita, consapevoli che di fronte abbiamo una grande squadra, forte, ben allenata da un grande allenatore, ma che noi veniamo qua a giocarci comunque le nostre possibilità, che non sono poche. Non è il primo anno in cui vediamo il Nulvi ai vertici del torneo di Serie B. L'ambizione, non posso non fare questa domanda, è quella magari di salire un gradino finalmente. Guardi, è una cosa che oggi mentre venivo qua ci pensavo. Siamo partiti un quindicina d'anni fa con un settore giovanile dove c'erano degli elementi molto forti e oggi siamo almeno tra i vertici regionali, cosa impensabile allora, che un po' anche mi commuove. Noi abbiamo sempre lavorato poco alla volta, inserendo qualcheduno poco alla volta, in un ambiente che ci permette di lavorare bene, senza problemi, senza pressioni. Perciò va bene così. Dall'esterno colpisce tantissimo la partecipazione di tutto il paese alla vostra realtà. Anche quest'oggi giocate in trasferta, una partita fondamentale, eppure metà del palazzetto è occupata dai vostri tifosi. Sì, è venuto, la gente ci sostiene, ci segue, come sempre è stato in tutti questi anni. Sono meravigliosi, e non ci hanno mai fatto sentire pressione, ma invece sempre molto calore. Grazie a questo anche ragazze che vengono da fuori sono volute venire a giocare addirittura a Nulvi. È venuto un anno anche una ragazza cagliaritana che è venuta a giocare a Nulvi perché voleva sentire il calore di questo palazzetto e della nostra gente. Va bene così. Io penso che 15 anni fa, per esempio, quando siamo partiti, facevamo fatica a trovare allenatori che venissero ad allenare Nulvi. Insomma, i progressi sono assolutamente evidenti, la partita sta veramente per iniziare. Allora io libero Stefano Rossi, che deve andare giustamente a sedersi in panchina tra pochissimo, il tempo di raggiungere la mia postazione, poi partiremo con la telecronaca diretta di Antonianum Nulvi, gara 2 della finale playoff del campionato di Serie B femminile. Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un rinnovato buonasera da Quartu Sant'Elena. Sta per iniziare gara 2 della finalissima playoff del campionato di Serie B femminile. Antonianum e Nulvi sono già sul parquet con i seguenti quintetti. Per l'Antonianum coach Simone Grandesso Silvestri schiera Giulia Lai, Alessia Matta, Manuela Brusa, Rachele Niola e Sofia Argiolas. Dall'altra parte invece coach Andrea Bellino, tecnico del Nulvi, schiera Alessia Secchi, Maura Lei, Camilla Barbone, Giulia Vanacore e la capitana Ilaria Capece. È iniziata la partita con il tiro dalla lunga distanza tentato da Maura Lei. Il pallone scheggia a malapena il ferro e si spegne oltre la linea di fondo. Rimessa per l'Antonianum. Intanto vado a salutare Mauro Faris, che assieme a me commenterà questa importantissima partita. Ciao Mauro.
Eccoci Roberto e buonasera a tutti, soprattutto a tanti coloro che ci seguono da Nulvi. Il primo dato, 500 persone le abbiamo contate bene o male, saranno così, e soprattutto tanti tecnici scrutando, noto ad esempio Beppe Caboni, Gianni Montemurro, significa che ci sono anche contenuti tecnici importanti in questo match. Assolutamente sì, da una parte e dall'altra direi, anche nelle fila dell'Antonianum per esempio tantissime giovani, l'orgoglio insomma di coach Simone Grandesso Silvestri, che ha saputo guidarle fino a questo punto della stagione. Dall'altra parte il Nulvi che insomma si propone con importanti ambizioni nel campionato di Serie B, ormai da qualche stagione ha condotto una regular season quasi perfetta, una sola sconfitta in stagione regolare, peraltro partita su questo campo, Mauro, per cui un ingrediente in più insomma a rendere interessante questa partita. Ci sarà voglia di rivalsa da parte delle pazze, un Antonianum che comunque ha dimostrato in gara 1 di potersela giocare alla pari. Bisogna vedere quanto potrà incidere il fattore campo su questo match. Fattore campo che insomma siamo a quarto, però io direi che è sostanzialmente diviso a metà, perché una parte di tribuna è occupata dai sostenitori dell'Antonianum, ma tutta l'altra è occupata dai sostenitori del Nulvi, arrivati qui con tanto di bandieroni al seguito. Secondo me insomma fattore campo si farà sentire, ma è quasi in parità. Un pullman intero per Nulvi, è un paese letteralmente in festa, un paese che dalle parole del suo dirigente sembra ancora celare ambizioni di sport nazionale. In realtà però io ho la sensazione che se si dovesse passare il turno si potrebbe poi davvero percorrere una strada, quella delle finali nazionali, che potrebbe davvero regalare tante soddisfazioni. Andremo poi a sviscerare tutti i temi di questa partita man mano insomma che andremo avanti nel corso della telecronaca. Intanto andiamo a seguire la partita in cronaca diretta chiamata. Qui è una palla contesa, la Freccia che va a premiare l'Antonianum, che dunque potrà rimanere in zona d'attacco. La rimessa eseguita da Giulia Lai, andrà a eseguire dunque questa rimessa dal fondo, esce dai blocchi Rachele Niola, si torna in punta dalla numero 7, si tratta di Alessia Amatta, poi il tiro ancora dalla lunga distanza, mandato a segno, sta facendo male l'Antonianum dalla lunga distanza. 6-0 il punteggio, 2 triple per la squadra di coach Simone Grandesso, che ora però deve difendere. Bell, dai e vai, gran gioco a 2 qui per smarcare Camilla Barbone, che va a subire il fallo della difesa, fallo che la manderà in lunetta per 2 liberi, e dunque potrà cercare di sbloccare il proprio tabellino la formazione di coach Andrea Bellino. 8 minuti e 5 secondi al termine del primo quarto, 6-0 Antonianum, le trombette a disturbare Camilla Barbone che è pronta in lunetta. Hai parlato Mauro in precedenza di gara 1 che è stata segnata dalle grandi prestazioni personali, da una parte di Camilla Barbone, la vedete insomma in questo momento autrice di 28 punti, dall'altra parte Matta ne ha messi ben 37, 84-80 il finale dopo ben 2 supplementari. Insomma chi ha vissuto quella partita a Nulvi non si deve essere assolutamente annoiato. No, direi di no, a conferma che ci sono ottimi elementi anche nel panorama regionale. Tu hai citato prima Alessia Matta, io dico che nel roster forse un tantino più lungo, quello del Nulvi, potrebbe risiedere poi la carta vincente nel finale di questo match, perché ad esempio la gestione del ritmo da parte di Giulia Vanacore potrebbe essere un altro ingrediente importante. Roster lungo ma diverse defezioni in casa Nulvi, lo abbiamo sentito in precedenza insomma in fase di presentazione della partita dalle parole di Stefano Rossi, del dirigente che avete sentito in precedenza. Intanto seguiamo l'attacco dell'Antonianum che si affida alla regia di Giulia Lai, dal palleggio addirittura in 2 vanno a difendere, indotta all'errore Giulia Lai che poi si va a spiegare con le compagne, in particolare con Manuela Brusa. Rimessa allora per il Nulvi che si affida al suo playmaker con la canota numero 12, si tratta di Giulia Vanacore. Il pallone che circola sul perimetro, si propone con il taglio la stessa Vanacore, si torna in punta però da Barbone, anticipo quasi riuscito da parte di Niola, poi il pallone ribaltato ancora all'indirizzo di Barbone, arresto e tiro sbagliato, si lotta a rimbalzo con Capece che non riesce a controllare il pallone, allora contropiede 2 contro 1, Niola all'indirizzo di Matta, stoppata, gran recupero difensivo qui da parte del Nulvi che ora riparte con Barbone, transizione, il pallone dentro per lei e canestro facile, 2 punti da sotto per Maura Lei, 6-4 ora il punteggio, -2 Nulvi. Allora abbiamo avuto per un attimo la sensazione che
che ci potesse essere un problema d'approccio da parte del Nulvi, così non è stato, dimostrato dalle 3 palle recuperate da parte della formazione di Bellino ed almeno 2 scelte offensive pulitissime, l'ultima conclusa col canestro. Linea di fondo di Niola, la palla fuori per il piazzato comodo ma sbagliato da parte di Brusa, riparte il Nulvi ancora con Capece dal palleggio, Capece fermata però molto bene dalla difesa dell'Antonianum, se ne va via Lai, intercettato un altro pallone da parte di Vanacore, ritmi altissimi a questo punto della partita, Vanacore vuole risolverla da sola, torna poi saggiamente in punta da Barbone, c'è il blocco di lei che le crea tantissimo spazio per il tiro da 3 punti, sfortunata qui Barbone, è mancato davvero pochissimo per la sua tripla, sarebbe stata la prima tripla nella serata del Nulvi, sempre 6-4 il punteggio, più 2 Antonianum, 5-40 a chiudere il primo quarto, il palleggio da parte di Alessia Matta e poi Rachele Niola prende il tiro da 3 punti e lungo, in questo caso rimbalzo lungo controllato da Barbone, fermata dal fallo di Niola che non vuole farla correre, fallo da parte di Rachele Niola, 5 minuti e mezzo al termine del primo quarto, il punteggio non è cambiato, sempre 6-4 in favore dell'Antonianum, difesa allungata ora dalla parte della formazione quartese, riceve con la canota numero 7 Alessia Secchi che porta il pallone in zona offensiva, si alza anche il coro dei tifosi del Nulvi, alla nostra destra davvero imponente la cornice di pubblico arrivata proprio da Nulvi, gran canestro con il taglio backdoor da parte di Giulia Vanacore, altri 2 punti e ora parità quota 6. Per Antoniano un problema di gestione delle collaborazioni semplici, 3 dai e vai, 2 volte le 2 esterne, le 2 piccole sono state dimenticate, bisogna registrare qualcosina in difesa. La risolve intanto con questo bel piazzato dalla media distanza Sofia Argiolas, a segno con il canestro del nuovo vantaggio Antonianum sull'8-6, attacca ora Nulvi con lei in punta, fa circolare all'indirizzo di Barbone, attende l'uscita dei blocchi di Vanacore che riceve in questo istante qualche problema per la ricezione di Vanacore che poi prova ad andare via alla guardia di Matta, la prende in controtempo e subisce il fallo su Camilla Barbone che non andrà in lunetta, giustamente non considerata in azione di tiro. Camilla Barbone è rimessa dal lato in favore del Nulvi con coach Simone Grandesso che provvede al primo cambio della sua partita, esce Rachele Niola ed entra con la canota numero 4 il capitano dell'Antonianum, si tratta di Daniela De Sogus, rimessa dal lato, va a eseguire Giulia Vanacore in punta, ancora il tentativo d'anticipo da parte di Matta, arresto e tiro di Barbone che prova ad avvantaggiarsi della situazione, altro errore, allora parte il contropiede velocissimo dell'Antonianum con la palla in un angolo per Lai, prova a prendere il centro dell'area, subisce il fallo da parte di Maura Lei, stavolta dovrebbe andare in lunetta con 2 liberi la giocatrice in canota numero 5 dell'Antonianum, Giulia Lai, Mauro Farris, ritmi davvero altissimi in questo inizio di partita. Soprattutto non so se puoi essere d'accordo con me, io sento di divertirmi quasi di più di quanto accade in Serie A2 dove c'è molta più tattica, ci sono ritmi un po' più gestiti, qui si corre tantissimo, contropiedi primari, è molto bella questa partita. Con qualche aggiustamento, non so se sei d'accordo, ma già così più o meno queste 2 squadre non sfigurerebbero affatto nel campionato di Serie A2, ovviamente con l'aggiunta di qualche elemento necessario di esperienza, però insomma direi che la materia prima c'è assolutamente. Intanto seguiamo l'attacco del Nulvi con lei, Barbone prova a cercare sotto canestro Capece, il passo e poi il tiro quasi a rischio infrazione di passi, regolare però secondo gli arbitri, 10-8, sempre meno 2 Nulvi, 4 minuti al termine del primo quarto, ora attacca l'Antonianum con Lai che prova il giro sul perno, controllata da Alessia Secchi, Lai ancora prova a inventare dal palleggio, mette in ritmo Matta per il tiro da 3 punti e lungo, si lotta a rimbalzo, il pallone catturato da Argiolas per l'Antonianum, extra possesso per le ragazze di coach Simone Grandesso che attaccano ancora con Matta, gran protagonista come abbiamo detto in gara 1 con 37 punti, si sente in fiducia e manda a segno un'altra tripla, anche qui Matta mi sembra partita col piede giusto, Mauro. Sì, questa è una tripla non facile perché è costruita da zero, sembrava completamente fuori ritmo, invece ha trovato posizione. Classe 97, lo ricordiamo, fa sempre bene. Sì, decisamente. Torno indietro, riavvolgo il nastro e dico sì, è vero, queste squadre sono da 2,
al momento con un gap di centimetri importante. Ci vuole peso e centimetri per fare i campionati nazionali. Assolutamente sì, non a caso molte volte le squadre anche sarde si affidano a giocatrici che arrivano dall'estero per cercare di colmare questo gap. Intanto gran penetrazione centrale da parte di Vanacore, che però è sfortunata al momento del tiro in sottomano con la mano mancina. Allora prova a rispondere l'Antonianum, ora con Matta che va a prendersi anche questo pallone, prova a ribaltare il lato, sbaglia però completamente la misura del passaggio all'indirizzo di Daniela De Sogus. Time out in campo, lo ha chiamato coach Simone Grandesso. 13-8 il punteggio in favore dell'Antonianum, 2,58 per chiudere il primo quarto. Anche noi andiamo a prenderci una piccolissima pausa. Si torna a giocare. 13-8 il punteggio in favore dell'Antonianum, gara 2 della finale playoff del campionato di Serie B femminile. Qui problemi per lo scarico di lei, che trova solo maglie bianche, e allora riparte lei, il passaggio per il tiro sbagliato però da Daniela De Sogus con il layup, mano destra, non è riuscita ad andare a segno. Qui evidente, direi, infrazione di passi da parte di Capece, che vanifica così un contropiede che sarebbe stato interessante per Nulfi. Cambio per coach Andrea Bellino, pronto a spedire sul parquet con la canota numero 11 Chiara Marini, anche lei protagonista in gara 1. Esce con la canota numero 8 invece Maura Lei, rimessa già eseguita per l'Antonianum, chiamato lo schema da parte di Daniela De Sogus. Il giro sul perno, la difesa di Vanacore, il blocco e poi il passaggio nel pitturato per Matta, poi tiro da 3 punti di De Sogus, stavolta sbagliato. L'Antonianum ha fatto davvero male nel corso di questo primo quarto con il tiro dalla lunga distanza. Ora Vanacore, il passaggio per Secchi, cerca lo spazio, trova lungo la linea di fondo Capece, poi gran palla per mettere in ritmo Vanacore. Anche qui Vanacore ha sbagliato, però gran costruzione offensiva da parte del Nulvi. Sì, infatti ti faccio una controdomanda e ti dico cosa ne pensi di 3 scelte perfette dal punto di vista offensivo che poi però si chiudono col non canestro. Ma è difficile, io credo che coach Bellino sia comunque contento per come le sue ragazze stanno mostrando lucidità nonostante siano sotto di 5 lunghezza a questo punto della partita. 2 appoggi facili sbagliati da Vanacore, però giocatrice che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, insomma andrà sicuramente a riprendersi nel corso di questa partita. Qui giro e tiro in fade away da parte di Secchi, probabilmente un po' avventato, ma il recupero difensivo di Vanacore ci mette una pezza. Si torna in punta da Marini che fa circolare sul perimetro l'indirizzo di Capece, poi dentro da Barbone che prova a sfruttare il mismatch contro De Sogus. 2 punti facili, anche qui una lettura tattica interessante, differenza evidente di centimetri e chili tra Barbone e De Sogus. Coach Andrea Bellino è andato subito a sfruttare questo mismatch immediato, canestro facile, appoggio con la mano lontana, la scelta migliore. L'Antonianum continua a provare a spingere, nel senso che la mia sensazione è che Nulvi abbia in mano un po' di più il ritmo della partita, cioè quando spingere e quando rallentare. L'Antonianum in questo momento va 1000 e basta. Sono assolutamente d'accordo. Antonianum che sta giocando comunque una gran partita e ha trovato questo vantaggio con una delle ottime percentuali, direi, dalla lunga distanza, ma anche nell'ultimo caso ha giocato bene dal punto di vista interno. La formazione di coach Simone Grandesso, che ora torna in attacco con De Sogus, servita Matta che attende l'uscita dei blocchi da parte di Lai. Ora il pick and roll tra Brusa e Lai, palla persa dall'Antonianum, ma allora parte il contropiede del Nulvi, cercata dentro Capece. Ottimo recupero difensivo da parte di Matta che fa valere tutta la sua velocità. Sporca questa linea di passaggio, sempre 15-10 più 5 Antonianum, 43 secondi al termine del primo quarto. Rimessa dal fondo eseguita da Secchi a Vanacore. Ora Secchi che vuole andare a ricevere ancora in post basso, accoppiata con Lai, attira il raddoppio da parte di Brusa, poi palla persa ingenua da parte del Nulvi, contropiede 3 contro 1. De Sogus va da Brusa, canestro, anzi no, sbaglia Brusa, stava per realizzare un canestro con fallo. Allora abbiamo visto anche un'altra situazione che si può verificare, insomma è un grande classico in questi casi, palla persa, contropiede rapidissimo e quasi letale da parte dell'Antoniano. Sì, e poi subito sfatato perché nell'azione precedente Nulvi ha effettuato una scelta in contropiede avventata con un pallone un po' troppo lungo. Dall'altra parte brava Quartu invece a giocare
questo sovrannumero di 3-1 che per poco non ha portato addirittura 3 punti. 1 su 2 per Brusa dalla lunetta. 16-10 allunga sul +6 l'Antonianum, 24 secondi al termine del primo quarto, mentre attacca Secchi, la ricezione da parte di Capece e poi il pallone che circola per Vanacore, si torna in punta da Barbone che torna a gestire questo possesso, si fa vedere e riceve ancora dall'altra parte Secchi, lunghissimo questo attacco da parte della formazione del Nulvi che prova con Secchi a smuovere il tabellino, non ci riesce, va a rimbalzo con forza Matta e subisce anche il fallo nonostante le proteste del pubblico nulfese. Rimessa dal fondo per l'Antonianum che dunque potrà presentarsi in attacco con l'ultimo tiro di questo primo quarto, prova ad attaccare Lai, ancora Giulia Lai che prova la preghiera dalla lunghissima distanza, non trova la via del canestro, allora il primo quarto si conclude qui, Antonianum avanti sul Nulvi col punteggio di 16-10 e noi ci andiamo a prendere un'altra piccolissima pausa e poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi il secondo quarto di questa importantissima sfida. Inizia il secondo quarto di Antonianum Nulvi, gara 2 della finale playoff del campionato di serie B femminile, punteggio di 16-10 in favore dell'Antonianum dopo i primi 10 intensissimi minuti di gioco. Qui un altro errore sotto misura da parte di Barbone e allora parte il contropiede dell'Antonianum con De Sogus che decide di ricominciare da capo, chiamato lo schema, prova a mettere ordine il playmaker dell'Antonianum, si fa vedere Matta ma non riceve, allora riceve in questo momento una nuova entrata con la canotta numero 10, si tratta di Ilaria Mainas per l'Antonianum. Intanto canestro e fallo realizzato da Manuela Brusa per l'Antonianum che continua a spingere sull'acceleratore. 18-10 ora il punteggio, possibilità di allungare ancora dalla lunetta per Manuela Brusa, gran protagonista di questo avvio di partita. Ora con il potenziale gioco da 3 punti libero però non convertito da parte di Brusa, si lotta a rimbalzo, ultimo tocco secondo gli arbitri che è stato di Matta e dunque rimessa dal fondo in favore delle pazze di Nulvi. La ricezione da parte di Vanacore che porta il pallone in zona offensiva, difesa allungata ancora da parte di coach Simone Grandesso. Vanacore a gestire dal palleggio, il passaggio consegnato all'indirizzo di Marini che cerca e trova Barbone. Barbone fa circolare all'indirizzo di Secchi il pick and roll laterale tra Secchi e lei che riesce a segnare da sotto canestro, accorcia Nulvi. 18-12 ora il punteggio, buoni segnali con il rientro in campo insomma da parte del Nulvi, attacco ragionato e vincente per le pazze qui. Airball da parte di Brusa che non trova la giusta misura con il tiro piazzato dall'angolo, riparte Nulvi che cerca di accorciare questo parziale, si sente in fiducia Marini con il tiro da 3 punti però sbaglia, allora riparte il contropiede dell'Antonianum con De Sogus che ha chiamato lo schema a pugno, il pallone in punta per Matta, ancora Matta che si avvantaggia del blocco di Brusa e poi il tiro da 3 punti di Lai è lungo, si lotta a rimbalzo, Secchi va a caccia del pallone, non riesce a controllarlo, lo controlla invece Lai, si lotta ancora a terra, chiamata la palla contesa, la freccia che premia l'Antonianum che potrà tornare in zona offensiva. Intanto cambio per coach Bellino, esce Vanacore ed entra sul parquet con la canotta numero 15 Ilenia Caterina Addis, rimessa dal lato eseguita per l'Antonianum con De Sogus che va a servire Matta, il pallone fuori per Lai, arriva il blocco di Brusa, pick and roll tra le due, Brusa va a giocare spalle a canestro, tiro in allontanamento allo scadere di 24 secondi però è sbagliato, allora può ripartire il Nulvi con Marini, ha servito Secchi, ora arriva lei per il blocco, ancora Secchi in possesso del pallone, chiama vicino a sé ancora lei, pick and pop tra le due, ora Secchi prova a servire il taglio lungo la linea di fondo da parte di Marini, non trova la giusta misura del passaggio, palla persa a Nulvi, anche le difese Mauro in questa fase iniziale della partita stanno dicendo la loro. Sì, momento di scarsa lucidità da una parte e dall'altra, comprovato dal fatto che ci sono stati 3 tentativi di tripla consecutivi, però noto 2 squadre allenate, forse anche in maniere molto simili, soprattutto ben allenate da entrambi i preparatori atletici.
continua a trovare la misura dalla lunga distanza l'Antonianum, che ora è avanti sul 21-12, davvero inizio di partita importante per la formazione quartese. Prova a rispondere Nulfi qui con l'iniziativa nel pitturato da parte di Camilla Barbone, che va a trovare un altro fallo della difesa, e dunque 2 liberi per Barbone. Torna sul parquet Rachele Niola, esce matta, applaudita giustamente da tutto il pubblico di casa, protagonista in gara 1, protagonista anche questa sera Alessia Matta, lo ricordiamo, classe 1997, ora va a ricevere le indicazioni da parte di coach Simone Grandesso. 2 liberi intanto per Barbone, il primo è a segno, 7-16 al termine del secondo quarto, 21-13 il punteggio in favore dell'Antonianum. Barbone in lunetta per il secondo libero, anche questo a segno, 21-14. Allora difesa allungata anche per Nulfi, che prova a mettere un po' di sabbia negli ingranaggi dell'attacco quartese. Ora servita Rachele Niola, il pallone per Lai, il palleggio di Lai fronteggiata da Secchi, arriva Brusa per il blocco, perde però banalmente il possesso del pallone l'Antonianum, qui passaggio sotto canestro per mandare a segno lei. Altri 2 punti facili in contropiede stavolta da parte del Nulfi. Maggiore attenzione in punta e nella costruzione del gioco da parte dell'Antonianum, 3 palloni rubati, dalla pressione difensiva il raddoppio proprio là davanti, e dare la palla lì significa 9 volte su 10 concedere il canestro. Situazione secondo me studiata a tavolino da coach Bellino dopo gara 1. Intanto dal palleggio prova a inventarsi qualcosa, Lai allo scadere dei 24 secondi pesca un altro jolly l'Antonianum, che è davvero implacabile col tiro dalla lunga distanza. In questo caso però il tiro era da 2 punti da parte di Lai, 23-16 il punteggio. Davvero partita intensissima qui, persa completamente Secchi, che quasi non ci crede di essere così tanto smarcata, e finisce con lo sbagliare il tiro, come spesso succede in queste situazioni. Intanto tiro in corsa mandato a segno ancora da parte di Manuela Brusa, altri 2 punti, e l'Antonianum che non si ferma, trova punti anche nel pitturato. La formazione di coach Simone Grandesso, davvero squadra ben allenata, insomma lo sta ben dimostrando nel corso di questa partita. Ora palla recuperata da parte dell'Antonianum, che attacca con Niola, cercata e trovata ancora Brusa, stavolta il suo tiro in corsa è sbagliato, ha recuperato Barbone, che prova a dare in direzione di Marini, ci riesce Marini, che però è costretta a rallentare il ritmo delle operazioni. Stiamo entrando intanto nella metà di questo secondo quarto di gioco qui a Quartus Sant'Elena, 25-16 il punteggio in favore dell'Antonianum. Sul basket Nulfi, qui il fallo su Marini, cercata ancora iniziativa personale da parte di Marini, che potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. C'è un qualcosa forse che non sta riuscendo nel piano partita del Nulfi, andremo a chiederlo probabilmente poi a fine partita a coach Bellino. Immagino che la scelta possa essere stata quella di limitare in qualche modo il ritmo imposto dall'Antoniano, un Antoniano che invece sta riuscendo a correre a 100 all'ora, e a mio parere Nulfi farebbe forse bene e meglio a provare a rallentare il gioco della formazione quartese. 2 liberi per Marini, 5-18 all'intervallo lungo, 25-16 il vantaggio dell'Antonianum sul basket Nulfi. Gara 2 della finale playoff del campionato di serie B femminile, canestro con il libero da parte di Marini, 25-17 ora il punteggio. Attacca l'Antonianum, che si affida ancora a Lai, il pallone in punta per De Sogus, fa circolare sul perimetro l'indirizzo di Rachele Niola, poi creato lo spazio per il tiro dall'angolo, sbagliato però da parte di Lai, si lotta a rimbalzo, riesce a strappare via il pallone Addis a tutta velocità, testa bassa, sfida tutta la difesa dell'Antonianum e finisce col perdere il pallone. Lai recupera e predica calma in zona offensiva per l'Antonianum, il pallone per Rachele Niola, il blocco da parte di Argiolas, penetrazione centrale da parte di Niola, che fa bene, arriva fino al capolinea, altri 2 punti e ora è più 10 Antonianum, 27-17, altri 2 punti Mauro, favoriti da una palla persa in maniera forse evitabile da parte del Nulfi. Sì, e sottolineo la bella giocata di Niola, che ci ha creduto, è andata sotto. Rachele Niola, che io ricordo quando aveva assaporato il primissimo anno la Serie A2
col Cus Cagliari, e questo a mio parere è un prospetto che merita di provare nuovamente un'avventura di quel genere. Classe 1993, Rachele Niola ha assolutamente ancora tutto il tempo, insomma, per misurarsi anche su palcoscenici più importanti. Qui va a lottare su questo pallone, palla contesa, e Giulia Vanacore riesce in questo modo a propiziare un recupero per Nulvi. Intanto da fondo alla sua panchina coach Simone Grandesso, sul parquet c'è anche Gaia Biella con la calotta numero 20, è uscita invece Daniela De Sogus, rimessa dalla zona difensiva per le pazze di Nulvi, con Vanacore che va a gestire le operazioni dal palleggio, si smarca e riceve Marini, prova a dare un'occhiata dentro, ribalta il lato per Addis che non sa bene cosa fare di questo pallone, allora poi decide di tornare in punta da Barbone, iniziativa personale di Barbone che prova a scaricare all'indirizzo di lei, il tiro mandato a segno dall'angolo con mano morbidissima da parte di lei, allora torna sul meno 8 Nulvi, 27-19, 3:30 per chiudere questo secondo quarto, attacca ora Biella per l'Antonianum, c'è Niola ora dal palleggio, si smarca, vuole il pallone ma non riceve, lei si va in post basso dove c'è Brusa, il gran giro sul perno da parte di Brusa che però non trova la via del canestro, allora parte il contropiede, 3 contro 2 del Nulvi, qui Marini va a segno da sotto canestro, Mauro, contropiede da manuale qui da parte del Nulvi. Sì, l'ultimo passaggio mi è sembrato un attimo in ritardo, il ritardo recuperato prontamente da chi poi è stata molto lesta ad appoggiare a tabellone, perché avevo la sensazione che potesse sbagliare. Gran bel canestro. E allora meno 6 Nulvi, 27-21, qui rimbalzo da parte di Vanacore che sta un po' guidando questa reazione da parte della formazione nulvese, qui persa completamente da sotto Marini, altri 2 punti, momento della partita assolutamente favorevole al Nulvi che si è scosso dal torpore, possiamo dirlo. Passaggio no look da parte di Vanacore, io l'ho detto, la gestione del ritmo da parte di Vanacore, le illuminazioni di Vanacore potrebbero andare a incidere su questo match, lo stanno facendo quando mancano 2 minuti e 20 prima dell'intervallo lungo, 4 punti, insomma gara completamente riaperta. Dall'altra parte era stata trovata molto bene Argiolas con un altro gran passaggio sotto canestro, non è riuscita però a trovare la giusta misura con il layup la giocatrice dell'Antonianum, allora attacca Nulvi con Vanacore, si propone, vuole ricevere in post, lei capisce tutto però la difesa dell'Antonianum, c'è un fischio arbitrale, ci rimaneva insomma da illustrare quella che è la coppia arbitrale, direi assolutamente prestigiosa per questo campionato, la signora Emilu Mura di Cagliari e il signor Simone Farneti di Quartus Sant'Elena, che siamo abituati a vedere nel campionato di Serie C maschile. Intanto era arrivata la palla persa da parte del Nulvi sul tentativo di ricezione da parte di Maura Lei, spalle a canestro, qui Lai si sente in ritmo dalla lunga distanza, sbaglia però c'è a rimbalzo, tiene vivo Rachele Niola, ora la tripla tentata da Biella per l'Antonianum, altro extra possesso, non lavora se vogliamo benissimo a rimbalzo in questa fase Nulvi. Lo aveva detto Bellino in sede di presentazione, gli errori da non fare sono i troppi rimbalzi offensivi concessi in gara 2, troppi palloni persi in attacco, in questo caso 3 rimbalzi offensivi di fila, bisogna migliorare e qui il caro vecchio tagliafuori è l'arma migliore. Assolutamente sì, 1:28 al termine del primo tempo qui a Quartus Sant'Elena, sempre meno 6 Nulvi, 29-23 il punteggio, 3 falli di squadra per l'Antonianum, 2 soltanto per le pazze di Nulvi che ora attaccano con Camilla Barbone, si fa vedere Marini che poi va a bloccare, si apre per il pick and pop, ancora Marini che chiama vicino a sé Maura Lei, prova ad andare dentro, murata quasi Marini è indotta all'infrazione di passi, qui palla persa da parte del Nulvi con le proteste da parte di Marini, le proteste anche da parte del pubblico ospite. Ma mi è sembrato abbastanza palese, ricaduta per terra dopo aver saltato, forse nello stesso momento ha iniziato la manovra di passaggio, però onestamente mi è sembrato passo. Qui Argiolas ancora con mano educata dalla media distanza, allunga sul +8 per l'Antonianum, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto, qui granitico il blocco da parte di Maura Lei, le proteste di coach Simone Grandesso, arriva comunque il recupero da parte dell'Antonianum, fermata con il fallo, Lai
fallo che dovrebbe essere stato commesso da parte di Giulia Vanacore, e così è questa la segnalazione da parte del signor Farnetti di Quartus Sant'Elena. Allora riepiloghiamo la situazione: 31-23 e questo il vantaggio in favore dell'Antonianum quando mancano 44 secondi al termine del secondo quarto di gioco. Time out in campo, lo ha chiamato coach Andrea Bellino. Roby, ci prendiamo questi 20 secondi per dire che proprio in occasione di quello che è successo prima, quell'occasione che è sembrata un passi, ricordiamo che con la diretta tramite la nostra piattaforma di YouTube basta tornare indietro col cursore e rivedere una sorta di replay in tempo reale in ogni momento. Questa è la tecnologia offerta dalla rete. Possiamo parlare anche, Mauro, insomma, sfruttando questa pausa, delle realtà che hanno reso possibile questa diretta streaming? Assolutamente sì, questa diretta è offerta dalla tabaccheria Murtas di Nulvi e che davvero si è prodigata in tutte le maniere per regalare al paese di Nulvi intero la possibilità di stare vicino alle proprie pazze, ma un doveroso ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che hanno dato una mano a Nulvi in questa stagione ricca di soddisfazioni, iniziando per dovere di assoluta necessità da quello che è lo sponsor principale, cioè la gioielleria LED, e poi insomma tutti gli altri che hanno dato davvero una mano preziosa. Hai fatto bene a citarli, insomma, citazione doverosa. Buona parte del paese probabilmente è qui, Mauro, ma sono sicuro che anche a Nulvi in tantissimi ci staranno seguendo per le imprese delle pazze nel campionato di Serie B. Intanto errore dalla lunetta, si rimane sul 31-23. Sì, ti posso esattamente dire anche quanti sono collegati in questo momento. Abbiamo 307 persone, di queste una quarantina ci seguono dalla nostra piattaforma YouTube, gli altri sono dentro il sito, così all'interno di quella finestra che regala l'emozione di qua sul parquet di via Monsignor Angione. Intanto errore da sotto per Marini, c'era stato forse anche un contatto in precedenza. Nulvi che rimane comunque scusate in zona offensiva con la rimessa dal fondo che verrà eseguita da Addis. 30 secondi esatti al termine del primo tempo, sempre 8 lunghezze di vantaggio per l'Antonianum. La rimessa di Addis all'indirizzo di Marini, poi Barbone dentro da lei, il gioco spalle a canestro contro Brusa, il passo e tiro da parte di lei che trova però solamente il secondo ferro. Gran rimbalzo offensivo da parte di Barbone che si guadagna un altro fischio arbitrale. E soprattutto due tiri liberi che permettono di andare con maggior tranquillità al riposo lungo, perché potrebbero essere 6 i punti da recuperare nella seconda fase. Errori anche molto simili in questo momento sia da una parte che dall'altra. 18 secondi al termine del primo quarto, Camilla Barbone è pronta in lunetta, sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo e dunque il punteggio non cambia. Nulvi che ha bisogno di punti, ha bisogno di fiducia per chiudere bene, o meglio assolutamente nel migliore dei modi possibili. A questo punto il secondo quarto riesce ad andare a segno col secondo libero Camilla Barbone. Allora 31-24 il punteggio, potrà andare fino in fondo l'Antonianum, prova a smarcarsi ma non riceve Biella per la formazione di coach Simone Grandesso. Allora prova a lavorare sul pick and roll, lei messa in ritmo, Biella da 3 punti, ancora un canestro dalla lunga distanza, anzi da 2 punti a segno Gaia Biella per l'Antonianum che sta davvero facendo male con questo genere di tiri. È finito il secondo quarto, 33-24 il punteggio. Mauro Farris, un commento flash insomma a margine di questo primo tempo. Ma io penso a tutti i canestri che ha sbagliato Nulvi in questi 20 minuti, penso che se solo il 50% entra dentro forse andiamo a parlare di un risultato diverso, addirittura con la formazione ospite in vantaggio. La partita però è apertissima nonostante ci siano ben 9 punti di ritardo per la formazione di Bellino. Partita aperta, avvincente, molto intensa nel corso del primo tempo, sarà ancora più bella, ne siamo certi, nei secondi 20 minuti. Noi intanto andiamo a prenderci una piccola pausa con il nostro Andrea Farris, 10 minuti soltanto di sosta e poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo di Antonianum Nulvi, gara 2, finale playoff del campionato di Serie B femminile di basket. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ancora 20 minuti per stabilire se questa serie dovrà tornare a Nulfi oppure morirà quest'oggi con il Nulfi campione regionale del campionato di Serie B femminile di basket. È iniziata la sfida, subito tiro dalla lunga distanza mandato a segno da Argiolas per l'Antonianum, canestro del 35-24 più 11 per le ragazze di casa. Allora prova a rispondere Nulfi con Barbone che cerca, spalla canestro Maura Lei, il palleggio e poi il tiro in allontanamento sbagliato, ferma subito il contropiede Maura Lei. 11 lunghezze, dicevamo Mauro, da inseguire per il Nulfi, che a un certo punto del primo tempo ha dato l'impressione di poter tornare in scia, poi gli è mancato nuovamente qualcosa. Sì, quando è riuscito a giocare in pressione, soprattutto in punta, soprattutto quando in cabina di regia c'era De Sogus, forse un tantino un po' più insicura rispetto a Giulia Lai. Poi però l'Antoniano è rientrata in campo così come ha fatto nella fase iniziale del match, con questa tripla che crea non pochi problemi, soprattutto dal punto di vista mentale, secondo me. Intanto questa a tutti gli effetti è una finale, però entrambe queste formazioni avranno la possibilità poi nelle prossime settimane di misurarsi sul palcoscenico nazionale. Sono già stati stabiliti gli accoppiamenti, allora Mauro ce li vuoi ricordare? 3 turni intanto, e quindi soltanto chi riuscirà a superare ogni singolo turno andrà avanti. Dopo i quarti di finale, le semifinali e la finale, allora chi perderà questo match giocherà contro Emilia Romagna a 3, mentre chi vincerà, o meglio se il Nulvi dovesse riuscire a recuperare e chiudere soltanto in 2 partite questa sfida, diventerebbe in questo caso Sardegna 1, allora andrebbe a gareggiare contro Lombardia 2. Insomma, tra Lombardia e Emilia Romagna non penso ci sia molta differenza, anche se il girone emiliano sembrerebbe decisamente più competitivo, soprattutto dal punto di vista fisico. Intanto l'attacco dell'Antonianum, palla recuperata però da parte della formazione ospite con Giulia Vanacore che prova a mettere in ritmo Secchi, la palla in un angolo per il tiro di Barbone, lotta però Capece, riesce a strappare questo pallone, ancora il tiro dall'angolo da parte di Capece, sbagliato, rimbalzo da parte di Brusa, riparte l'Antonianum con il palleggio di Rachele Niola che decide poi di rallentare le operazioni. Predica calma Rachele Niola, accoppiata ora con Barbone, arriva il blocco da parte di Argiolas e poi palla sotto per Matta che prova a sfruttare la maggior fisicità rispetto a Secchi. Fallo della difesa, fallo in particolare di Secchi, e allora viaggio in lunetta per Matta. Un po' di scoramento per Nulvi perché non riesce ad accendere la scintilla in chiave offensiva, non riesce a raddrizzare la mira, continua a sbagliare. Del resto 26 punti in 22 minuti di gioco sono davvero pochi. Riepiloghiamo anche come queste squadre sono arrivate a questa finalissima. Intanto regular season divisa in 2 parti, davvero estenuante. 20 vittorie, una sola sconfitta come abbiamo detto proprio contro l'Antonianum per le pazze di Nulfi, 28 punti invece, 14 vittorie e 7 sconfitte per l'Antonianum. Poi sono iniziati i playoff, il Nulfi che ha avuto la meglio dell'Astro in 2 partite e l'Antonianum che invece si è qualificato facendo secca la Mercede Alghero, che arrivava peraltro dal campionato di Serie A2, una delle squadre più competitive insomma del torneo di Serie B. Impresa non semplice quella compiuta dalle ragazze di coach Simone Grandesso Silvestri, ora avanti di 10 lunghezze sul 36-26, 7-42 per chiudere il terzo quarto. Gita in lunetta per Giulia Vanacore, fischiata dalla fazione di pubblico di casa. Cerca la concentrazione per il primo libero che manda a segno 36-27, meno 9 Nulvi che con pazienza allora prova ancora a ricucire questo margine di svantaggio. Ancora una chance a cronometro fermo per Vanacore che è ancora fredda e permette a Nulvi di tornare sul meno 8
36-28 il punteggio. Niola serve Matta, chiamato lo schema, si torna in punta da Giulia Lai, sale Brusa per il blocco su Barbone e poi il pallone che circola sul perimetro. Ora la partenza in palleggio da parte di Matta, Niola ribalta molto bene il lato per il tiro dall'angolo da parte di Lai, stavolta il pallone che tocca solamente il tabellone e poi contropiede 1 contro 0 da parte di Vanacore che va a segno. In questa azione abbiamo capito il perché l'Antonianum preferisce correre, ottima circolazione, poi però nel saltare una posizione, una scelta offensiva, se vogliamo anche buona in ritmo, di Giulia Lai, dalla quale è scaturito un tiro decisamente fuori misura. Nulvi con un passaggio, forse un passaggio e mezzo, trova il canestro facile. Ancora un taglio dal lato debole che è fatale al Nulvi, è arrivato un altro canestro, ora più 8 Antonianum, 38-30, si fa dentro da Maura Lei, il tiro da sotto è sbagliato, la lotta a rimbalzo però premia le pazze che potranno rimanere in zona offensiva. Le proteste di Brusa che si spiega con il signor Farneti di Quartu Sant'Elena. Intanto Mauro, questa palestra è andata a riempirsi ancora di più nel corso poi della partita, davvero non c'è spazio più nemmeno per uno spillo, come del resto era successo nei due match di semifinale playoff tra l'Antonianum maschile, parlo della C regionale maschile, e il Sine, perché l'Antonianum sta lavorando alla grande sul settore giovanile, ma soprattutto ha un grande merito, quello di coinvolgere i numeri del settore giovanile con tanti ragazzi e anche una buona quantità di bambini presenti sui gradoni, nonostante domani sia una impegnativa giornata scolastica. Sofia Argiolas a segno, più 10 Antonianum, 40-30, palla persa da Nulvi, forse qui ci vuole un time out da parte di coach Andrea Bellino per sistemare un po' le cose. Altra palla persa, allora l'Antonianum che può ancora allungare il proprio margine di vantaggio. 6 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto. Attacca Matta, il pallone in un angolo per Lai, creato lo spazio per la tripla di Matta, a segno ancora implacabile, ma forse troppo spazio, tripla davvero troppo facile concessa a Matta in questo caso. Troppo facile, troppo spazio, ma soprattutto il viso delle ragazze nulvesi non lo vedo così grintoso, così arrabbiato come dovrebbe essere. Ne prendo una su tutte, vedo una Maura Lei che non so se sia sempre così, però la vedo un pochettino giù di tono. Qua c'è una palese infrazione di passi da parte di Vanacore. Palese infrazione di passi che vanifica un recupero che avrebbe potuto dare ossigeno al Nulvi in questo momento difficilissimo della partita. 5:30 al termine del terzo quarto, più 13 Antonianum, quanto mai determinato a riportare questa serie a Nulvi. Attacca ora Giulia Lai, si fa vedere in uscita dai blocchi Matta che usufruisce del blocco a sua volta portatole da Brusa. Ora il pallone in un angolo per Argiolas che ribalta il lato, messa in ritmo per il tiro Rachele Niola, extra possesso ancora per l'Antonianum che sta facendo la differenza anche in questo fondamentale. Ora Lai con ritmo da 3 punti, stavolta errore, solo tap out per Maura Lei, ennesimo extra possesso e davvero c'è una falla importante a rimbalzo per le pazze. Sì, nonostante ci siano 15 centimetri in più là sotto proprio con Maura Lei, quindi quello è quello che stona, più taglia fuori ma soprattutto più determinazione nell'andare a prendersi la palla. Temeva questo aspetto coach Andrea Bellino. Intanto fischio è arrivato, non mi pare sia arrivato un fallo tecnico. Mauro, ti chiedo di aiutarmi a leggere la decisione del signor Farneti. Minuto in campo, proteste veementi da parte del pubblico nulvese. 4:49 al termine del terzo quarto di gioco, sempre più 13 Antonianum. Noi ci prendiamo qualche secondo di pausa. Rimessa dal fondo per l'Antonianum, persa Lai allo scadere di 24 secondi, persa a rimbalzo anche Brusa che riesce in un altro tap out. Ancora un possesso per l'Antonianum, la palla dentro per Brusa, fallo della difesa, rottura totale in casa Nulvi, sempre sotto di 13 lunghezze. E ancora un momento difficilissimo a rimbalzo, davvero non ne riesce a venire a capo la squadra di coach Andrea Bellino. Rimessa ora dal lato, se ne incarica Giulia Lai, va a colloquio coach Bellino con la signora Emilu Mura di Cagliari. Il pallone per Lai, la rimessa
all'indirizzo di Rachele Niola, il blocco di Brusa, il pallone in angolo per Matta che si sente carica da 3 punti, il tiro però solamente sul primo ferro, ancora la lotta a rimbalzo che premia Rachele Niola, e davvero Nulvi non può pensare di uscire indenne da questo campo lavorando in questo modo a rimbalzo. Ora recupera Vanacore che porta il pallone in zona offensiva, ci ritenta per l'ennesima volta il Nulvi con l'iniziativa di Secchi che riesce a trovare questo canestro. 43-32, meno 11 Nulvi. Diciamo che per quanto insomma di negativo ho fatto vedere soprattutto al rimbalzo, 11 punti di svantaggio per Nulvi sono praticamente un affare, direi. Assolutamente sì, perché come ho detto in precedenza, raddrizzare di un 50% quanto stanno facendo in attacco, magari strappando non solo a rimbalzo ma anche dalle vive mani degli avversari, qualche pallone in più, buttandosi un po' di più sulla palla. A mio parere questo scarto si può recuperare. 43-32, Terzo fallo di Niola intanto. terzo fallo di Niola, e questa è una buona notizia per la formazione di Bellino. Attacca Barbone dal palleggio, mano sinistra, prova ad andare dentro contro Laie, regolare la sua difesa però a detta degli arbitri. Ancora in attacco Nulvi con Maura Lei che prova ad attaccare con forza il pitturato, trova altri 2 punti. Mauro, sono cambiate le facce probabilmente. 2 canestri particolari se vogliamo, decisamente tutti e due fuori ritmo, ma sono quei canestri che ti danno grande voluti. Attacca ora l'Antonianum con Argiolas, sportellate. Intanto in zona pitturato il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Vanacore che andava a lottare per la posizione con Matta. Cambio, intanto esce Niola, gravata di 3 falli, torna sul parquet De Sogus, rimessa in attacco per l'Antonianum con Lai che andrà a rimettere in gioco. De Sogus prende posizione in zona offensiva e va a ricevere questo pallone dopo la rimessa. Attacca l'Antonianum, 12 secondi per il tiro, si propone spalle a canestro. Argiolas riceve in questo momento, Argiolas mano sinistra, dà un'occhiata a Lai che tenta ancora un tiro dalla lunga distanza, ancora persa, rimbalzo Brusa che non si fa fregare per recapitare a canestro. Altri 2 punti facili, 45-34, un altro accenno di rimonta da parte del Nulvi che però deve assolutamente registrare qualcosa a rimbalzo. Qui bel taglio backdoor da parte di Capece, altri 2 punti per il Nulvi che deve cercare di trarre energia a questo punto della partita, soprattutto dal suo attacco, visto che la difesa continua a non funzionare a dovere. E una chiave potrebbe essere quella di provare ad accelerare il ritmo, farlo proprio Nulvi, spingere un pochettino di più perché ha qualcosina in più anche forse in termini di roster, e allora perché no? Ancora un fischio discusso in campo, Nulvi che dovrà ripartire con la rimessa dal fondo di cui si andrà a incaricare Secchi. Sale la difesa dell'Antonianum, difesa a tutto campo per coach Simone Grandesso che vuole davvero inibire dal punto di vista fisico le pazze. Ancora Secchi dopo il pallone sporcato da De Sogus, Capece, il passaggio di ritorno, viene fuori dalla press molto bene qui Nulvi che però poi rischia di vanificare tutto con questo passaggio quasi folle di Secchi all'indirizzo di Capece. Perde tanti secondi e perde il ritmo purtroppo Nulvi con questo attacco. Ancora Secchi dopo la palla ferma per troppi secondi, Barbone prova ad andare dentro, la difesa da parte di Lai è regolare. Allora Mauro, un'altra chiave di questa partita, la difesa di Lai che davvero ha inibito Barbone in più di una circostanza, questa difesa molto fisica tollerata dagli arbitri peraltro. Sì, e poi una strana lettura offensiva lì davanti, c'era almeno 2 o 3 occasioni, prima per provare la tripla, poi per prima per andare dentro in penetrazione, poi per provare la tripla. Strano, inibita sì, però anche dal punto di vista mentale. Sono d'accordo anche con questa valutazione. 2:13 al termine del terzo quarto, 45-36 in favore dell'Antonianum che ha giocato comunque fino a questo momento, e va sottolineato praticamente la partita perfetta. A segno col primo libero Brusa avrà un'altra occasione a cronometro fermo per portare sul più 11 l'Antonianum, ci riesce, 47-36. Allora il Nulvi nonostante gli sforzi non riesce davvero a riavvicinarsi, ricacciata sul meno 11 la formazione di coach Andrea Bellino che ora attacca con Camilla Barbone, si propone Secchi, non riceve invece fuori dall'arco lei, il passaggio consegnato all'indirizzo di Vanacore che va dentro velocissimo, Vanacore che attacca De Sogus e fa bene. Sì, fa bene perché ha qualcosina in più rispetto a De Sogus, come ha fatto bene in precedenza Nulvi a pressare proprio nella costruzione del gioco.
qui Lai prova ad andare dentro contro Secchi, le prende il tempo e Secchi è costretta a spendere il fallo. Vedremo quale sarà la paletta alzata dagli ufficiali di campo. Secondo fallo, mi pare di capire, è così da parte di Secchi, mentre c'è il bonus e dunque invitata in lunetta Lai. 1:43 al termine del terzo quarto, molto corto però il primo livello da parte di Giulia Lai, che sbaglia dunque la sua prima conclusione a cronometro fermo. Proteste di coach Andrea Bellino all'indirizzo del signor Farneti di Quartu Sant'Elena. 1-2 intanto per Lai, cambio con Ilaria Mainas per l'Antonianum, che è pronta a tornare sul parquet. Esce Argiolas, protagonista di una ottima partita fino a questo momento. Attacca Nulvi con Giulia Vanacore, che ha chiamato lo schema pollice. La pressione da parte di De Sogus e poi il pallone all'indirizzo di Barbone. Si propone Maura Lei, spalle a canestro, tenta di prendere la linea di fondo, tiro in reverso sbagliato da parte di Maura Lei. Attacco vanificato ancora con una conclusione che poteva essere facile dal sotto canestro per Maura Lei. Ora Giulia Lai da 3 punti, anche in questo caso è corto il pallone, che però è stato toccato dalla difesa secondo la signora Emilu Mura di Cagliari. Dunque l'Antonianum potrà rimanere in attacco. 14 secondi per il tiro, 1:15 per chiudere il terzo quarto. 48-38 più 10 per le padrone di casa sulle pazze di Nulfi. La rimessa all'indirizzo di Matta, il blocco di Brusa. Matta arresta il palleggio, il pallone per De Sogus che attacca il pitturato, scarico all'indirizzo di Mainas, il tiro sbagliato, lotta però e alla meglio ancora una volta a rimbalzo Brusa. Davvero Nulfi non riesce a venire a capo. In 3 maglie blu, semplicemente Brusa salta prima. E il caro vecchio tagliafuori in questo caso non è stato messo in pratica, direi, da parte del Nulfi. Le proteste qui da parte di Brusa, che evidentemente accusava un fallo ai suoi danni. Giulia Lai è pronta a eseguire la rimessa, qui il pallone è troppo lungo però a cercare la stessa Brusa. Allora Vanacore a tutta velocità attacca e realizza un altro canestro facile in contropiede, che può regalare ossigeno e morale al Nulfi a questo punto del terzo quarto. Allora, visto che a mio parere è più un problema mentale da parte del Nulfi in questo momento, ma questo canestro è un problema anche in tal senso, io ho la sensazione che l'unico modo per sbloccare questa partita sia provare a correre un po' di più. C'è riuscita in precedenza Vanacore, è chiaro che per correre bisogna anche difendere meglio di quanto non ha fatto il Nulfi fino a questo momento. Intanto si va a lottare a terra con ben 4 giocatrici, palla contesa e Nulfi che potrà rimanere in zona offensiva in virtù della freccia. 21 secondi al termine del terzo quarto, ci sono 24 secondi sul cronometro dei 24 appunto in favore del Nulfi. Vediamo se è proprio di questo che è andata a parlare la signora Emilu Mura di Cagliari con il tavolo degli ufficiali di campo, e infatti il cronometro viene aggiustato sui 14 secondi, dunque non potrà andare fino in fondo Nulfi con questo possesso. Giulia Vanacore andrà a incaricarsi della rimessa in gioco, si avvicina alla zona delle operazioni e riceve Secchi, il palleggio di Secchi che chiama lo schema, sale lei per il blocco portato dal pivot del Nulfi e poi il tiro in corsa da parte di Secchi che quasi sparacchia. Altro possesso offensivo, direi gestito non nel migliore dei modi da parte delle pazze di Nulfi, che devono inseguire 10 lunghezze. 7 secondi ora per l'ultimo tiro del terzo quarto da parte dell'Antonianum, che si affida a Matta, accoppiata con Barbone, spara Matta dalla lunga distanza, non trova la via del canestro e finisce qui. Allora al 30° l'Antonianum è avanti sul Nulfi col punteggio di 50-40 e noi allora ci andiamo a prendere un'altra piccola pausa in attesa di tornare in diretta per l'ultimo quarto di Antonianum Nulfi. Inizia l'ultimo quarto di gioco qui a Quartu Sant'Elena e gara 2 della finale playoff del campionato di Serie B femminile. Si gioca per stabilire chi tra Antonianum Quartu e Basket Nulfi sarà campione regionale. È arrivato un altro canestro, il canestro del +12 in favore della formazione di casa. 52-40 il punteggio, mentre attacca Camilla Barbone, pallone sporcato dalla difesa
e rimessa dal fondo allora per le pazze di Nulvi. 9:37 per chiudere questa partita che l'Antonianum ha condotto fin dalle primissime battute, davvero in controllo totale fin dal primo possesso praticamente la formazione di coach Simone Grandesso, che ha trovato la giusta misura dalla lunga distanza ma che ha dominato assolutamente questo incontro a rimbalzo. Intanto è arrivato un altro canestro facile stavolta da sotto per Nulvi, che deve cercare di tornare in scia. Ora meno 10, 52-42, attacca, prova a prendere la linea di fondo Brusa, lo scarico difficoltoso all'indirizzo di Matta che riesce a salvare questo pallone, il tocco poi di Marini tiene buono il pallone per Giulia Lai da 3 punti. Lai allo scadere dei 24 secondi, molto corto il suo tiro, allora attacca Vanacore in dribbling, quasi Vanacore contro tutta la difesa, a cui probabilmente poteva ragionare un pochino di più. Ma sì, anche se alla fine dico ha fatto bene, perché come ho detto in precedenza sta gestendo il ritmo, forse ha capito che in questo momento conviene correre un po' di più. Qui spalle a canestro, c'è Brusa, il tiro contro 2 avversarie non va a buon fine, il pallone cercato a rimbalzo da parte di Mainas, colta in fallo da parte del signor Farnetti di Quartus Antelene, dunque rimessa dal fondo per il Nulvi. 52-42 il punteggio, 8:40 al termine della partita, un'eternità praticamente, e come abbiamo fatto notare in precedenza, insomma 10 punti di svantaggio per quanto poco fatto da Nulvi in alcuni tratti di questa partita, è assolutamente un vantaggio, partita che si può ancora rimettere in piedi sfruttando anche il talento offensivo di Barbone. Qui un pasticciaccio da parte prima di Barbone e poi soprattutto direi dell'Antonianum, e Nulvi che torna in attacco. Sì, il problema è che qualcuno ha fischiato nel pubblico e comunque le ragazze hanno pensato che gli arbitri avessero fischiato, e allora infrazione di passi a gioco fermo. Nulvi che è in zona offensiva con Barbone, poi il pallone per Marini da 3 punti a segno, importante Marini a ridare energia, anzi da 2 punti Marini, che aveva evidentemente il piede sulla linea. Marini che poi va a commettere fallo su Lai, qui un po' di scintille tra Marini e Lai, che è stata accusata di usare un po' troppo il fisico da parte della sua diretta avversaria, usa il braccio esterno facendo Marini. Mauro, tu come hai visto insomma questa situazione? Ma adesso in questo momento la bravura di un arbitro è proprio quella di capire e interpretare il momento. A mio parere era un fallo non così plateale, ma forse la necessità sta, intanto arriva qualcosa da parte del pubblico, Dei pezzi di carta forse. sì, semplicissimi pezzi di carta. Ricordo che proprio no, non su questo campo, sul parquet del Sydney da poco c'è stata una sanzione proprio per il lancio da parte del pubblico. Si accendono gli animi, Roberto, e questo anche perché noi siamo in mezzo alle due fazioni e rischieremo di venirne fuori molto male, ma assolutamente la situazione è in controllo. Seguiamo ben più interessante l'attacco di De Sogus, che cercava uno scarico intelligente all'indirizzo di Mainas, pallone sporcato dalla difesa, rimessa dal fondo per l'Antonianum, che va a rimettere in gioco con De Sogus. Poi Lai, la sua iniziativa personale è sbagliata, finalmente un bel rimbalzo direi da parte di Mauralei, stavolta in zona difensiva. mi sono distratto un attimo perché addirittura Gigi Ruggeri in persona è venuto a calmare gli animi da una parte e dall'altra, davvero animi accesissimi, peraltro senza motivo. Sono curioso di sapere chi trarrà maggior vantaggio da questi 40 secondi di stop che ci sono stati e soprattutto da queste distrazioni. Attacca l'Antonianum con Matta, messa in ritmo da 3 punti, importante a segno Matta, canestro fondamentale e canestro che regala nuovamente 11 lunghezze di vantaggio all'Antonianum sul 55-44. Capece va dentro, non c'è il canestro, non c'è il fallo, e allora l'Antonianum che prova ad allungare ancora con De Sogus.
De Zogus che serve Lai, esce fuori dai blocchi Matta che riceve in questo istante il blocco per Matta che scarica fuori all'indirizzo di De Zogus. De Zogus cerca lo spazio per la penetrazione, curioso questo passaggio lob all'indirizzo di Brusa, palla persa da parte dell'Antonianum. Barboni in un angolo per Marini, arriva con un giro di ritardo Mauralei, ora va dentro con coraggio Marini, trova il fallo da parte della difesa, fallo di Lai. Intanto mi pare di capire che la situazione si sia un attimino ricomposta, speriamo almeno. Intanto un cambio Rachele Liola, io continuo a essere estasiato da quanto sta succedendo, perché intanto c'è un gran bel tifo organizzato da parte di tutto l'entourage nulvese con dei capofila particolarmente vivi, soprattutto nella gestione di questo tifo. 55-44, 11 punti, facciamo fatica addirittura a sentirci noi, Roberto. Assolutamente sì, è arrivato intanto il canestro dalla lunetta, meno 10 Nulvi, 55-45, 6-40 al termine della partita. Giulia Lai dal palleggio non trova lo spazio per la penetrazione, allora deve tornare in punta da Matta, corridoio centrale per Matta, fermata dal fallo della difesa. Che brava però Matta che ha trovato come dicevo in precedenza, il corridoio centrale per andare dentro in penetrazione. Lo ricordiamo, classe 97 Alessia Matta che è sgusciata via con il primo passo bruciante, rimessa in zona offensiva, terzo fallo di squadra, anzi secondo fallo di squadra da parte del Nulvi nel corso di questo ultimo quarto di gioco. Errore, ma ancora extra possesso per l'Antonianum. Qui c'è un fischio arbitrale, in particolare da parte del signor Pannetti. L'Antonianum potrà tornare in zona offensiva con Argiola, sa colloquio con coach Andrea Bellino, rimessa dal fondo di cui si va a incaricare Giulia Lai. 14 secondi per il tiro dell'Antonianum che va a trovare proprio Argiola, cercava la ricezione profonda da parte di Brusa. Il pallone sporcato però anche in questo caso da parte della difesa, allora rimessa in zona d'attacco ancora per l'Antonianum, trovata Argiolas con il tiro dalla lunga distanza, airball però stavolta da parte di Argiolas, recupera il pallone vagante Barbone, ripropone una nuova trama offensiva in favore delle pazze di Nulvi che attaccano con Giulia Vanacore dal palleggio. Ora Mauralei in punta, sale Barbone per il blocco, si va dall'altra parte dove c'è Capece, tiro da 3 punti sbagliato ma c'è il rimbalzo, canestro con fallo da parte di Mauralei. Una volta tanto persa a rimbalzo una giocatrice del Nulvi e allora arriva il canestro con fallo. Mi sento di dire che se Mauralei fosse andata un po' più convinta, almeno altre 3-4 volte, questi potenziali giochi da 3 punti li avrebbe conquistati, e mi incuriosisce l'assenza di entusiasmo dopo questo canestro, anche perché in una partita così difficile, abbiamo detto poco brillante, il Nulvi è sotto solamente di 7 lunghezze, ora 55-48, partita apertissima. Quartus Antenna, Directasport.it, Sardegnasport.com, canestro valido. Intanto, se non ho visto male, da parte di Giulia Lai che ha pescato il coniglio dal cilindro. Che giocata da parte di Giulia Lai che tiene il contatto e trova il canestro con potenziale gioco da 3 punti. Io qua leggo una carenza interpretativa da parte dei direttori di gara. Terzo tempo iniziato, è vero, e dunque teoricamente canestro buono, ma tra l'inizio del terzo tempo, il fallo e l'abbandono di ogni veemenza difensiva da parte delle avversarie, insomma, a mio parere questo canestro non è valido. Intanto fuga in contropiede da parte di Marini, fermata fallosamente, 57-48, meno 9 per le pazze. Cambio, esce Vanacore, torna sul parquet Alessia Secchi per Nulvi, viaggio in lunetta allora per Chiara Marini che è pronta a eseguire il suo primo libero a segno, e allora accorcia ancora a Nulvi, 57-49 il punteggio, 2-2 per Chiara Marini, 2-2 importante a questo punto della partita, meno 7 Nulvi, 57-50, 5-35 per chiudere l'incontro. Attacca dal palleggio Matta, gran canestro ancora, che talento per Alessia Matta. Sì, canestri triple, canestri in penetrazione.
ottimi scarichi, brava. Davvero brava Alessia Matta, complimenti a lei, complimenti a chi la allena, anche coach Simone Grandesso, che è una garanzia sotto questo punto di vista. Rimessa in attacco per Nulvi con Secchi a eseguire in direzione di Maura Lei, che dà un'occhiata dentro, il passaggio consegnato poi all'indirizzo di Secchi, il blocco di Lei per favorire Secchi, poi il pick and roll con Lei, che però non riesce a ricevere in questo caso, riesce solamente a sporcare Matta in questo caso, e allora Nulvi che potrà rimanere in zona offensiva solamente 3 secondi però per il tiro. Seguiamo intanto questa azione, 3 secondi come detto per il tiro di Barbone, che si prende la responsabilità e manda a segno questo tiro. -7 ancora Nulvi, 59-52. Non so come leggere la panchina di Vanacore in questo momento, perché insomma manca qualcosina nella costruzione, soprattutto nell'accelerazione del gioco. Forse c'era un contatto qui sul tentativo di tiro da parte di Argiolas, non è così secondo gli arbitri e le pazze di Nulvi, che sono ancora in attacco con Capece. Lo scarico, la finta, la partenza in palleggio per Secchi, poi palla fuori per Maura Lei che fa saltare Brusa, va dentro con coraggio e trova il fallo della difesa. Qui bella iniziativa personale da parte di Maura Lei. Ma se ne avesse fatte 3-4 probabilmente saremmo qua a raccontare un altro finale che comunque è ancora tutto da stabilire. Assolutamente sì. Time out in campo, 59-52, -7 Nulvi, 4:28 al termine della partita, salvo non improbabili supplementari qui a Quartus Sant'Elena. Allora pausa anche per noi. Maura Lei in lunetta per cercare di riportare Nulvi ancora più a contatto, 59-53 ora, primo libero a segno, -6 che diventa -5, 59-54, manca un'eternità. 4:23 al termine del tempo regolamentare qui a Quartus Sant'Elena. Attacca Racheleni ora, servita Argiolas, il pallone spalle a canestro per Brusa, raddoppiata il pallone sull'altro lato all'indirizzo di Lai. Ora Argiolas in punta, cerca lo spazio per la penetrazione da sinistra, sbaglia, rimbalzo di Brusa che trova un altro pallone, fallo della difesa, fallo di Maura Lei, che anche qui poteva magari cercare di avere la meglio nel duello sotto canestro, ed è anche il quinto fallo del pivot di coach Andrea Bellino. Torna sul parquet Vanacore e adesso si mette davvero male, anche perché dando un'occhiata alla panchina del Nulvi non vedo altre lunghe a disposizione. Non ne va bene oggi una al Nulvi, che sicuramente è stata autrice non di un'ottima prestazione, in questo caso proprio nel momento migliore di Maura Lei è costretta a uscire per 5 falli. Maura Lei che ha accusato e non poco la battaglia sotto le planche, soprattutto con Brusa nel corso di questa partita, tornata in panchina con 5 falli a carico, più 6 Antonianum, 60-54, attacca dal palleggio Giulia Vanacore, cerca ma non trova Capece, il pallone vagante però è preda di Barbone, e allora ancora attacco per Nulvi, 4 secondi per il tiro, Secchi dalla lunghissima distanza trova la tripla di tabella, esplode la parte di pubblico occupata dai supporters delle pazze, -3 minuti e mezzo, partita ancora tutta da scrivere. Questo è il classico canestro che potrebbe segnare una stagione, quello da tagliare e condividere su Facebook. 3 minuti, vedremo se lo faranno, 3 minuti e 20 a canestro di tabella, risponde con un canestro di tabella anche l'Antoniano, ma da 2 punti la conclusione frontale, e dunque più 5 per la compagine quartese, 62-57, 3 minuti esatti ora per chiudere il quarto, qui non riesce nel miracolo Nulvi, arresto e tiro importante ma sbagliato da parte di Vanacore, e allora vediamo se capitalizza l'Antoniano in contropiede con l'esperienza di Lai, a segno con il potenziale gioco da 3 punti, ancora una volta Lai determinante. Assolutamente sì, personalità davvero di rilievo per Giulia Lai. Io questa giocatrice non la vedrei male in una compagine di A2, soprattutto per la capacità di gestire, per il trattamento di palla, per la sicurezza nella gestione dei momenti chiave. Brava.
presenza mentale nei momenti caldi della partita. Libero aggiuntivo a segno, esulta con il pugno al cielo Giulia Lai, 65-57, ci ha pensato lei a ricacciare indietro Nulvi, che ci riprova con Secchi da 3 punti. Partita infinita, nuovo -5 per le pazze, 65-60, 2 minuti e mezzo. Rachele Niola dal palleggio cerca lo spazio, trova ora Matta, da un'occhiata dentro Matta che vuole la ricezione di Brusa, capisce tutto Capece e riparte poi Vanacore sotto Marini, canestro con fallo, esplode davvero il pubblico nulpese, canestro del -3 Nulvi, 2-18 al termine della partita. Marini potrà andare in lunetta con il tiro supplementare, tiro libero supplementare che potrebbe valere il -2. Nulvi a questo punto della partita accesissima, libero supplementare a segno, e allora Mauro, -2 Nulvi, 65-63, 2-12 al termine del tempo regolamentare. Lai dal palleggio prova ancora la penetrazione centrale, Brusa, ricezione pericolosa per lei, tap out a rimbalzo, recupera Vanacore, ora in contropiede, la ferma fallosamente Niola che va così a commettere il suo quarto fallo personale in questa partita. Davvero la torsida nulvese che ora si è scatenata, 65-63. Vanacore in lunetta per il pareggio a un certo punto della partita, sul -13 soprattutto, non l'avremmo mai detto vedendo quelle famose facce molto scariche. Non l'avremmo mai detto senza pensare per un attimo a quello che è successo in gara 1 con ben 2 tempi supplementari, e guarda un po' qua Nulvi, dopo essere stata sotto di 10 lunghezze, praticamente 10-12 lunghezze per tutto il match, con quel canestro di tabella che io sono sicuro diverrà il canestro capace di segnare una stagione. Ora Nulvi è sul 65 pari. Praticamente un supplementare, 1 minuto e 50 al termine di questa bellissima partita. Matta accoppiata con Secchi, chiama vicino a sé per il blocco Brusa, prova la penetrazione, poi lo scarico per Niola dall'arco, Niola sbaglia, si lotta a rimbalzo, 3 maglie bianche che finiscono per ostacolarsi, ma recupera Lai da 3 punti, Lai sbaglia il rimbalzo di Barbone, le soffia la sfera però Rachele Niola, che giocata anche qui da parte di Rachele Niola, ancora in attacco l'Antonianum con la stessa Niola, il palleggio dopo il blocco di Argiolas, ancora un blocco di Argiolas, scade però il cronometro di 24, palla buttata dall'Antonianum, ora confusione per la formazione di coach Simone Grandesso, e Nulvi che torna in attacco con il pallone del possibile sorpasso. 6-5, 1 minuto e 10 al termine della partita. Attacca Secchi, il passaggio consegnato per Vanacore, ancora Vanacore che serve Secchi, accoppiata con Matta, sale Capece per il blocco, Secchi con il palleggio insistito, 6 secondi per il tiro, anzi 4 secondi per il tiro delle pazze, è rimessa dal lato ora di cui si andrà a incaricare Vanacore. Inversione di tendenza nei volti dell'Antoniano, ma adesso leggiamo la paura per essere state recuperate dopo questo vantaggio di 10 punti per tutto il match. Ora corretto time out, 53 secondi che possono valere davvero una stagione intera. Io, se sei d'accordo Mauro, lascio il microfono aperto per sentire l'urlo dei tifosi del Nulvi, che merita veramente.
4 secondi per il tiro di Nulvi. Capece riceve il passaggio poi per Vanacore a segno allo scadere di 24 secondi. Ripudio sugli spalti, sorpasso Nulvi, 67-65, prova a rispondere l'Antonianum con Lai, il taglio di Argiolas ignorato, il recupero difensivo da parte di Secchi a tutta velocità, sotto per Marini, fallo della difesa, 2 liberi per Marini, sta succedendo di tutto. Davvero incredibile, davvero incredibile. Prova a riavvolgere il nastro e pensa alla scintilla. Se vogliamo lo possiamo dire, non ce ne voglia Maura lei, però da quell'uscita, nonostante abbia dato il via con 2 ottime scelte offensive, con 2 canestri, forse il cambio, la maggiore aggressività che lei stessa ha messo in campo ha trasmesso poi alle compagne davvero questa voglia di vincere. Nulvi 4 avanti a 32 secondi dalla fine. Time out da coach Grandesso. Time out Grandesso, davvero un miracolo quello messo in piedi dalle pazze. Ora coach Bellino va ad arringare il meraviglioso pubblico di Nulvi. 32 secondi al termine, erano sotto di 13 a un certo punto del secondo tempo. Le pazze e tali pazze si sono dimostrate con questa rimonta davvero imponente. Ora con il nostro Andrea Farris recuperiamo un po' di energie in vista di questi 32 secondi finali. Si torna a giocare la ricezione di Niola dopo il blocco portatole da Argiolas. Ora Matta che attacca per l'Antonianum, 25 secondi al termine. Niola murata da Secchi, rimane però in attacco l'Antonianum. Intanto gran difesa da parte di Secchi che qui è andata a un passo dal recupero. Altro time out in campo intanto, chiamato stavolta dalla panchina del Nulvi. 22 secondi al termine, sempre più 4 per le pazze, 6-9, 6-5 e altra piccola pausa per noi. La rimessa in gioco e poi il tiro da 3 punti sbagliato da Matta, rimbalzo di Barbone, fermata dal fallo di Argiolas. 16 secondi al termine, sempre più 4 Nulvi che ora potrà andare in lunetta praticamente a chiudere questa partita. Canestro col primo libero da parte di Camilla Barbone. Errore però con il secondo, 70-65, ultimi 12 secondi. Niola alla disperata manda per aria questo pallone, ancora non è finita nonostante il pubblico di Nulvi accenni quasi a una invasione di campo. C'è la rimessa dal fondo da eseguire in favore delle pazze, vedremo se andrà a commettere fallo ancora l'Antonianum, scusate, sulla ricezione di Marini, e così fallo commesso da parte di Argiolas e dunque invitata ancora in lunetta Chiara Marini. Colloquio tra il signor Farnetti e coach Andrea Bellino con Chiara Marini che è pronta a eseguire i liberi. In festa il pubblico nulvese, davvero succederà presumibilmente di tutto al termine della partita che è finita, finisce qui dunque il Nulvi è campione regionale, battuta l'Antonianum in gara 2 col punteggio di 72-65 e allora con il nostro Andrea Farris andiamo a vedere la festa delle pazze che sono dunque campionesse regionali nel 2016, battuto l'Antonianum dopo 2 partite davvero belle, appassionanti, la prima che si è risolta dopo ben 2 supplementari che ha visto il Nulvi vincere col punteggio di 84-80 e poi quest'oggi davvero partita incredibile, rimonta da -13
io andrò a recuperare coach Andrea Bellino non appena riuscirò a trovarlo nella mia zona di azione. Coach Andrea Bellino che ho finalmente individuato, coach in diretta. Intanto complimenti per questo risultato importantissimo. Ti chiedo, tu sotto di 13 ci credevi ancora? Ma io sì, un po' perché sono matto e un po' perché loro mi hanno stupito dall'inizio dell'anno. Sinceramente ci siamo spaventate molto nella prima partita, però non siamo andati in difficoltà, siamo rimasti con la testa lì. Questo ci ha permesso di rimanere appese anche oggi meno 13. Siete state molto brave, ma complimenti anche a loro. Siamo finiti sotto. Allora, coach Andrea Bellino che è rimasto qui nonostante tutto. Bei momenti anche questi, momenti della festa meritata del Nulvi. Direi che c'è poco da parlare di tecnica e di tattica oggi in questa partita. Il cuore vi ha portato avanti. Noi abbiamo fatto l'ultimo mese allenandoci in 10 2 volte perché ho giocato io, quindi sui dettagli non potevamo fare niente. È stato tutto carattere, concentrazione, voglia di non mollare. Loro da quel punto di vista sono veramente secondi a nessuno. Allora ti chiedo 2 parole per le ragazze e per la società. Ma io credo che questa sia una favola di un paese che ha prenotato un pullman per venire a vedere questa partita. Avere tutta questa gente qua è anche uno dei motivi per cui il carattere ti si forma. Non puoi far venire qua 50 persone e non lottare e non provare. Poi magari vincevano loro, però ci siamo rimasti e alla fine l'abbiamo portata via. Ora la fase nazionale Emilia Romagna 3, se non sbaglio, con quale spirito? No, in realtà è Lombardia 2. Lombardia 2. È chiaro che possiamo continuare a stupire, però è chiaro che lì diventa proprio un mondo completamente diverso. L'abbiamo visto l'anno scorso, cercheremo di fare meglio memori di ciò che è successo lo scorso anno. Grazie mille, complimenti ancora a coach Andrea Bellino. Appena sarà possibile sentiremo magari anche qualche ragazza. Intanto andiamo a vedere questo tuffo di rito con tutte le ragazze. C'è Simone Grandesso, coach Simone Grandesso. Intanto chiedo al nostro operatore Andrea Farris di raggiungerci con la telecamera. Coach, complimenti anche a te, è stata davvero una bellissima partita. Nella prima parte siete stati superiori, avete praticamente messo alle corde il Nulvi, poi nel finale cosa è mancato per chiudere? È mancato, non saprei veramente cosa è mancato, forse un paio di situazioni che ci hanno tolto un po' di morale e invece hanno dato grande fiducia alla squadra del Nulvi, che però è una squadra che in tutto l'anno ha perso 2 partite, di conseguenza noi sapevamo che andavamo a incontrare una squadra molto forte. Per noi e per me soprattutto il risultato che abbiamo ottenuto con le ragazze è già un risultato super, perché ho allenato un gruppo di persone che ha una capacità di sacrificarsi che ci ha portato a giocare alla finale. Era quello che volevamo o che speravamo di fare all'inizio dell'anno. Ci siamo riusciti, non nego che avremmo voluto provare a vincerla, certo, anche perché perdere dopo 2 supplementari gara 1 e questa dopo essere stati avanti anche di 10 all'inizio del quarto fa male, fa parte di un percorso che spero che queste ragazze continuino a fare e che le porterà ad essere delle ottime giocatrici. Ora si va comunque alla fase nazionale Emilia Romagna 3, la vostra avversaria, se non sbaglio, con uno spirito ambizioso immagino in ogni caso. Sì, noi ovviamente affronteremo la partita per cercare di giocarla. Storicamente da quando esiste questa formula, se non ricordo male, nessuna squadra sarda non ha mai passato il turno, non ha mai vinto una partita. Quindi il nostro obiettivo era partecipare a questa fase perché le ragazze vengono da un campionato superiore, quello di A3, e meritavano quantomeno come epilogo della stagione di potersi misurare di nuovo con delle squadre non sarde. Anche lì avremmo preferito provare ad arrivare primi perché forse Lombardia 2, ma a livello di chiacchiera sembrerebbe qualcosa meglio, ma sicuramente entrambe le squadre saranno molto difficili da affrontare. Io approfitto per salutare anche Andrea che è stato il mio avversario di oggi e le nostre avversarie perché sono state veramente brave. Hanno affrontato la finale senza Ponziani, che è una lunga che per loro faceva la differenza perché alternata con lei faceva veramente la differenza. E ciò nonostante sono state brave a non mollare mai, sia quando siamo stati avanti l'altra partita sia quando sono stati avanti in questa, quindi grandi complimenti per chi vince
non è sempre solo dei meriti di chi perde. Ti chiedo, tornavi al femminile dopo l'esperienza all'Olimpia Cagliari, anche in Serie B, qui hai trovato una dimensione praticamente ideale, lo possiamo dire. Non che le altre mie esperienze non lo fossero state, io però amo allenare gruppi di ragazzi giovani, poi non posso negare che il campionato non era un campionato regionale, da un certo punto di vista può sembrare un passo indietro, ma l'impegno che queste ragazze hanno messo durante tutto l'anno mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto, perché è stato veramente un anno in cui siamo stati in campo praticamente tutti i giorni. I risultati penso si siano visti, lo spirito di quello che vuole l'Antonianum, cioè fare una squadra con le proprie giocatrici quasi esclusivamente, è quello che io ho sposato e che ho portato avanti molto volentieri. Grazie mille coach Simone Grandesso, complimenti ancora, e vediamo se c'è spazio per un'altra delle protagoniste di questa partita. Chi si vorrà fermare ai nostri microfoni? Vediamo se vuole parlare Marini, che ha chiuso la partita dalla lunetta. Allora andiamo a sentire Chiara Marini. Ti chiedo di raccontarci la soddisfazione, insomma, per questa vittoria. Non ci sono provacela a raccontare in qualche modo. Innanzitutto, quando l'hai chiusa dalla lunetta, la tua mano non ha tremato in ogni caso, sei stata freddissima. Era abbastanza ferma e concentrata soprattutto. Partita difficilissima, perché nella prima parte soprattutto avete sofferto, sia dentro che fuori. Loro vi hanno fatto molto male col tiro dalla lunga distanza, poi l'avete risolta col cuore. È uscito l'unico lungo praticamente che avevate a disposizione, e proprio nel momento in cui sembrava impossibile L'avete... importante è uscita Maura, però col cuore tutti assieme abbiamo recuperato la partita. E ora si va alla fase nazionale per continuare a vincere. Certo, per forza, dobbiamo portare il titolo in Sardegna. E la 2 magari un sogno realizzabile. Arrivo. Ti stanno aspettando per la foto, allora ti lascio andare. Lascio andare anche Marini, e allora direi che possiamo andare a chiudere questa lunga diretta da Quartu Sant'Elena. Ricordo che il Basket Nulvi si è laureato campione regionale battendo l'Antonianum con il punteggio di 65-72 in una bellissima gara 2 che vi invito anche a rivedere sui nostri canali, su directasport.it e su sardegnasport.com. Io ringrazio Mauro Farris che ha curato assieme a me la telecronaca di questa partita, ringrazio invece Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica. Vi do appuntamento ai prossimi eventi, in particolare nel weekend, targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport